Questa è una delle ricette tradizionali albanesi che amo di più, rosnica al forno. Iniziamo rosolando in una pentola con olio i pezzi di pollo, giusto qualche minuto e poi li spostiamo. Nella stessa pentola aggiungiamo la cipolla tagliata finemente e una volta ammorbidita si aggiunge il pomodoro fresco tagliato a pezzetti. Lasciamo cuocere qualche minuto e rimettiamo i pezzi di pollo, sale, un po' di pepe e copriamo con brodo caldo o acqua e lasciamo fino a quando non arriva a bollore. Nel frattempo mescoliamo uova con un po' di acqua e facciamo proprio questo, andiamo a sporcare la farina messa in una teglia. Questo servirà poi a mescolare tutto insieme e ora con un setaccio andiamo a togliere la farina in eccesso in modo tale che rimangano solo i pezzi che saranno le rosnica. Una volta terminata tutta la farina spostiamo le rosnica in una padella con del burro e le lasciamo cuocere fino a quando non diventano belle dorate. E siamo pronti per spostarle in una teglia grande, le copriamo con brodo e pollo e le mettiamo in forno. E una volta cotte le rosnica avranno assorbito tutto il brodo. Ha un sapore davvero unico, da assaggiare almeno una volta.